Se penso al valore aggiunto che ho sicuramente avuto da questa esperienza è quello di migliorare anche me stessa dal punto di vista della comunicazione. Io alleno anche gli udenti insieme contemporaneamente e devo dire che l'esperienza con le ragazze sorde mi ha aiutata notevolmente anche nell'allenare i ragazzi udenti, perché mi ha costretta a scegliere cosa dire. Mi ha costretta a darmi delle priorità nel sapere cosa dire e ha fatto sì che io potessi capire che parlare troppo non va bene. Lo sport paralimpico sicuramente è un'opportunità per tanti ragazzi che un giorno si risvegliano in un letto d'ospedale senza una gamba, senza un braccio o in una carrozzina. È un'opportunità perché in quel momento un ragazzo, una ragazza o un adulto si ritrova ad avere a che fare con un mondo e una vita completamente diversi. Quindi lo sport paralimpico ti permette di rimetterti in gioco, ti permette di capire da una parte quali sono i limiti che la società ti mette davanti, dalle barriere architettoniche alle barriere mentali, quindi e dall'altra parte però che in realtà limiti non ci sono, che i limiti in realtà sono quelli che io voglio mettermi, che se io in realtà voglio fare sport, se io voglio ritornare a studiare, se io voglio fare qualcosa, voglio ritornare a lavorare, io posso farlo. Io sono ritornata a studiare e sono ritornata a fare sport, il mio sport, la pallavolo, il sitting volley, e sono ritornata a fare tutto quello che facevo prima, ma non perché io sia speciale, non perché io sia diversa dagli altri, ma semplicemente perché ho la voglia di farlo, quindi anche tutti voi potete farlo. Oggi parliamo di sport e disabilità. Si tratta, questo Semplicemente se stessi è quest'anno la seconda edizione ed è un'iniziativa volta principalmente agli studenti del nostro Ateneo, ma in realtà aperta alla cittadinanza e alle scuole superiori di Verona e provincia, e l'intenzione è proprio quella di far incontrare i ragazzi con questi atleti che non sono atleti di tutti i giorni perché sono campioni paralimpici, sono vincitori di medaglie d'oro e quindi sono eccellenze nello sport, ma hanno questa particolarità di essere atleti paralimpici. Ecco, l'idea è nata nel Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona, dove il tema della disabilità e più in generale delle fragilità è un tema molto forte che noi condividiamo in un'ottica anche interdisciplinare tra psicologi, ma anche pedagogisti, sociologi, antropologi e filosofi. Un aspetto che caratterizza molto il nostro lavoro è l'idea di capire, trovare, cercare quegli aspetti della fragilità che, se letti nella giusta ottica, possono diventare grande forza.